Demenza, un problema da affrontare senza darlo più, come un qualcosa di fronte a cui arrendersi a priori. Ne è colpito l'8% della popolazione degli ultra 65 anni, il 20% degli ultra ottantenni, quasi il 50% degli ultra novantenni e le donne ne sono colpite più degli uomini. C'è un problema chiaramente quantitativo, ricordiamo che nel Bellunese sono 3.000 le persone stimate che hanno questo tipo di problematica intesa in senso lato, e poi di qualità perché il carico assistenziale che queste persone comportano attorno a sé è importante. In Veneto ne soffrono 65.000 persone, come detto 3.000 in provincia di Belluno, con oltre 1.300 visite effettuate per questo ogni anno. Per loro e per le loro famiglie, dai CDCD, Centri per i disturbi cognitivi e demenza, sono stati pensati percorsi di aiuto e di supporto che si articolano con i centri di sollievo per i pazienti e con i gruppi di ascolto per i loro familiari. Bisogna essere attivi, i familiari devono essere al centro con il paziente e se una persona è consapevole della diagnosi può anche accettare meglio le cure e le terapie, aderire meglio a quelli che sono poi i progetti, lo stesso la famiglia. Quindi non più da vivere passivamente ma attivamente anche partecipando a quelli che sono poi i progetti che abbiamo visto oggi. Quanto è importante accorgersene in tempo utile? E la diagnosi tempestiva è fondamentale perché si approcciano meglio e prima i bisogni della famiglia e della persona, per cui è fondamentale arrivare presto a fare una diagnosi, quindi importantissimo.